Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, siamo tornati su Tennis Manager 22 e andiamo avanti con la nostra carriera, con Alexander Zverev. Siamo contro Wawrinka a Melbourne. Ok. E vediamo, siamo contro il 388esimo del mondo, è una wild card, però è sempre Wawrinka, quindi insomma, non proprio una pippa, ecco. Allora, vediamo. Eccellente forma, giocatore potente, velocità e forma fisica. È più in forma di me. Ok, dobbiamo farlo correre allora. Mm, proverei così. Ok, partiamo così e andiamo. Ok, fiducia in se stesso. E possiamo andare. Aspetta un attimo. Allora. Eh, mm, ok. Stile con deviazioni. Vai, facciamolo correre sto mignottone. Dai che voglio andare cioè, i quarti devono essere l'obiettivo minimo. Buono, Ace. Ah, teoricamente con questa tattica lo possiamo, diciamo, stancare. Speriamo il suo punto debole. Ecco. Madonna, Wawrinka è partito a bomba. Nel suo servizio siamo 40-0. Impassibile, noi siamo entusiasti. Vabbè, 1-1 cominciamo così. Fuori, fuori. Buono. Il servizio per noi ovviamente è fondamentale. Bravo, anche, madonna, anche a fondo, anche però anche sotto rete ha fatto buone cose. A me è piaciuto in questo frangente che se abbiamo perso il punto, qua no. Buono. Belle ace quelli Wawrinka. No, stiamo gratuiti però no, cacchio. Ragazzi, Wawrinka è veramente un bel animale, ragazzi. Sarà anche una wild card, ma sappiamo la forza di sto tennista. No. Buono. Ottimo. Brutto errore, va bene, dai. Peccato perché stiamo regalando punti sul dritto, che è uno dei nostri colpi migliori. Bello come si è aperto il campo qua. Motiviamolo. Bravo. No, come lo sbaglia.
sul dritto facciamo cagare. Proviamoci. Vediamo se riusciamo magari a breccarlo. No, direi di no. No, state che la stanchezza ovviamente è più in forma di noi Wawrinka. Buono, buono. Bravo. E anche qua, grandissimo. Vabbè, 2 ace mostruosi. 3 ace consecutivi. Wawrinka c'è, signori, sarà durissima questa. Sarà molto molto dura, Beppe, eh? Bravo. Non molla Wawrinka, non molla un colpo, ma grandissimo qua. Proviamo a dare il massimo, vediamo se riusciamo a breccarlo. Wawrinka c'è, signori. Siamo stanchetti però, eh? Bravo. Bravo, tipo... Ah, brutto errore. No. Sì, ok. Andiamo con la nostra tattica principale. Attenzione ragazzi che... Stiamo soffrendo, stiamo soffrendo. Attenzione breakpoint. Meno male, meno male. Bravo Vecchio. No, sbagliasti smash però ancora. Mamma mia. È preoccupato e chiaramente... Ma ha ragione adesso perché stiamo giocando di merda. Bravo. Altro errore. Dai, dai. Bello questo, bellissimo. Questo è un gran colpo di Zverev. Altra cagata. Ace bruttissimo qua di Wawrinka. Sei a 6, tie break purtroppo. Bel ace. Mamma mia, missile di Wawrinka qua. Doppio fallo pesantissimo del Vav. No, sprechiamo così. Ma non si può sprecare un mini break così, zio Ken. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Vai Zverev. Altro mini break. Grandissimo ancora. No, brutto errore.
Perfetto, dai, andiamo a vincere questo set. Grandissimo. Benissimo, benissimo. No, presuntuoso, però adesso che devo abbassare chiaramente i ritmi perché sennò non ghiaffemo. Però la tattica principale è sicuramente la migliore, raga, c'è poco da fare. Boom! No, no! Che brutto errore. Bravo. Cazzo, 2 breakpoint abbiamo. Proprio sulla linea. Bel culo, qua arriva Vrinka. 2 breakpoint annullati. Megoglioni. Facciamolo stancare un po'. Bel colpo, qua arriva Vrinka. Salva 2 breakpoint. Brutto errore. Gli errori gratuiti proprio sotto rete fanno parte del gioco, c'è niente da fare. Secondo solo che chiaramente bello, sono al telefono sempre in questi momenti. Scusate ragazzi, anche ho messo a posto il poggiolo perché sta venendo giù il temporale. Che bello. Dai, cerchiamo di portare a casa sto game. Grazie. Che velocizzando, proviamo a fare un po' più veloce, perché io vorrei fare anche più partite. Aspetta, dove ero? Non mi ricordo più. Quindi così orrendo, cioè per carità, siamo 3-1, però non ci capisco niente così. Statistiche, campo, qua forse. Allora abbiamo non mi ricordo più dov'era la cazzo di velocità. Ah, teniamo sempre in TV. Scusa un attimo. Aspetta, scusate un attimo perché mi sto rincoglionendo. Allora, veloce 10, molto veloce. Normale, veloce, molto veloce. Vediamo se è così. Mettiamo però palle break, tie break, palla set. Però non questo, vediamo se così funziona. Facciamo 4-2, perché ragazzi devo andare un po' veloce perché sennò ci mettiamo 30 anni. Ah, qua c'è la palla break quindi va normale, ok. Buono, 5-2 la stiamo dominando però, Abbiamo il palla set. Ok. Siamo 6-2. Stiamo veramente dominando comunque. Possiamo tentare di tenere questo livello di intensità. Ancora palle break, ragazzi. 3 palle break. Ok, già portato a casa. Vediamo se riusciamo a stare anche più bassi.
perfetto. Proprio un dominio completo, raga. Cerchiamo di fare così magari. Ma i primi match li simuliamo, questi facciamo così. Se non vediamo che siamo in difficoltà, ovviamente. Prima lo stiamo tenendo. Abbiamo il break di vantaggio, ce l'abbiamo. Ecco, attenzione, attenzione. Ecco, se stiamo rischiando. Ecco la palla break, stiamo veramente rischiando adesso di vanificare. Ecco, vanificato il break, benissimo. Non ci voleva questa. Questo è un buon colpo. Ok, palla break per noi. Cerchiamo, che ho fatto un errore clamoroso. Ecco. Buono. Dai, dai. Buono, ritorniamo. Quella breccata. Perfetto. Ok. Dai, match point. Purtroppo non va bene. Yes! E la andiamo a vincere 3-0. Stiamo dominando comunque. Perfetto. Motivato. E si gode. Siamo ai quarti, ragazzi. Siamo ai quarti. Siamo contro Raffaello Nadal. Nadal Zverev. Kakachanov TM. Fritz Medved. E Djokovic già passato. Perfetto. Molto bene. Smash inventivo, però è forte, ragazzi. L'abbiamo già battuto nel testa a testa, però. Quindi possiamo portare a casa ancora il risultato, ma qua però si parla di grande slam, quindi è ovvio che con il grande slam si gasa un po' di più. Ok, è motivato, perfetto. Aspetta, stiamo sul nostro... Cominciamo con la nostra tattica e vediamo come va. Ok, tanto lui ci ferma se abbiamo i punti importanti. Impassibile, impassibile, ok. Prima teniamo il servizio. Partita regolarissima per il momento. Ok, teniamo ancora il servizio. Buono, dai, fammi una breccata. Attenzione. Qua già fatto l'ace il Merdina. Però ne abbiamo ancora un'altra. Grandissimo, lo brecchiamo. E lo brecchiamo. E lo brecchiamo. Calma, calma. Dai. Buono. Merda, merda, calma, Sven. Non puoi fallirmi con una breccata del genere. Bravissimo. Porca troia, 40 pari. Ti prego, andiamo a chiuderla. Di seconda, missile di Nadal. Yes.
Primo set nostro. Primo set nostro. Ok. Dai che è gasato. Dobbiamo stare di nuovo così perché sennò fioi ci stanchiamo troppo. Vai. Primo set, roba nostra. Ok. Bella breccata. Ecco, appunto. Dai, dai. Smasha! Sì! E si va a breccare ancora. E silenzio. Adesso non voglio il contro break. Non lo voglio perché Nadal ce lo può fare il contro break. Attenzione. Ok, perfetto. Stiamo attenti. Eccola là. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Salvata la palla break del contro break. Yes. Che Nadal è un osso duro. Bisogna picchiare adesso. E si picchia. E si picchia. È preoccupato. Rafa, doppio fallo di Rafa. Doppio fallo di Rafa e godo. Merda. Vabbè, 4-3 ce lo subiamo. Perfetto. Motiviamolo. Vabbè, non ha molto bisogno. Andare sicuramente a spingere al massimo perché sai che un 2-0 non è semplicissimo da recuperare. Buono. E si va sul 2-0. Si va sul 2-0. Ok. Ok, Nadal tiene il primo servizio. 1-1. Ah, questa è bruttina. Bravo. Benissimo. Ai ai ai. Abbiamo già salvato 2 palle break in sto game. Perfetto. Nadal adesso chiaramente farà di tutto per non perdere. Attenzione, 44. Attenzione. Attenzione, Nadal. In grossa crisi. Yes, e si va a breccarlo. Adesso ne facciamo un altro al massimo. O per dimostrargli che non c'è trippa per gatti. Boom. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Ok. Triplo match point. E si va a vincere. Ma no, stiamo facendo cose sublimi con Zverev. Non ho parole, figlio.
Non ho parole, secondo me è meglio comunque fare così un po' più veloce, ci divertiamo di più a mio parere. Però ragazzi la semifinale, l'ipotetica finale la dovremo fare nel prossimo video, raga. Aggiornatemi sempre se vi piace questa serie e so, capisco che è un gioco un po' statico, ma è veramente fantastico. Raga, assolutamente, come veneziano. Ciao!